partita che ha rispecchiato un po' quella che è stata la stagione nel suo complesso. Una partita positiva per una stagione positiva. Abbiamo consolidato la nostra posizione in Serie A, abbiamo fatto vedere che nella parte sinistra della classifica ci possiamo stare con merito. E quindi direi che è una stagione con qualche rammarico, perché per larga parte della stagione siamo stati davanti, però una stagione che penso che globalmente possa essere definita come positiva. Si finisce con soddisfazione per questi ultimi 3 punti e per la stagione nel suo totale. Una stagione che ci ha riservato parecchie gioie. Si finisce con grande entusiasmo per l'anno prossimo, perché bisogna iniziare a lavorare subito per consolidare quello che è stato fatto in questo ultimo periodo e cercare di pensare a quelli che possono essere nuovi traguardi più importanti per questa società. Allora, nel preparare la partita ho detto alle ragazze che eravamo giunti ai titoli di coda di un film secondo me molto molto bello, dove ci abbiamo messo dentro del thriller, dell'azione, della comicità, però la cosa che più importante che c'era dentro era la passione, e quindi c'era tanto cuore, e quello è stato notato anche oggi. Grazie a loro una bellissima vittoria contro l'Inter, quindi questo è molto gratificante. Si è alzata l'asticella per tutte le squadre, soprattutto nelle 5-6 davanti, si è visto, e quindi noi dovevamo riconfermarci e l'abbiamo fatto a pieni voti, e queste ragazze sono straordinarie, sono da ringraziare perché hanno dato tutto, ci hanno seguito, a noi dello staff, anche nei momenti di difficoltà. Le uniche attrici purtroppo che sono uscite, che non hanno potuto aiutare questa squadra, ma l'hanno aiutata da fuori, sono state le infortunate, e questo mi dispiace perché hanno interrotto un percorso secondo me che stavano facendo fantastico, e quindi speriamo di ritrovarle il prossimo anno a pieno regime. Siamo arrivati lì quasi vicini al Milan, che è una squadra forte, abbiamo ottenuto il 4º posto, che era l'ultimo nostro obiettivo che dovevamo raggiungere, e oggi le ragazze l'hanno fatto bene, quindi tanto di cappello a loro, perché veramente è stato fatto un percorso sia di livello personale che di squadra importante. Alla domanda: si poteva fare di più? Assolutamente sì, si può sempre fare di più, però bisogna anche capire, come hai detto te prima, che a noi ci sono venute a mancare 4-5 pedine nei momenti importanti, dove potevamo fare il salto di qualità, e purtroppo lì non è stato fatto. Quindi dovremmo lavorare un po' più, secondo il mio punto di vista, sul mercato, fare una rosa un po' più ampia e prendere giocatrici di qualità, perché l'asticella si è alzata. Sì, un saluto particolare, oltre alle mie ragazze e al mio staff, che ringrazio sempre di cuore, va fatto ai tifosi, perché alla fine dopo il Covid pensavamo di trovare poca gente, invece ci hanno sempre sostenuto, e questo è molto importante, e speriamo dal prossimo anno che ne vengano sempre di più, perché le ragazze lo meritano. Dovevamo finire la stagione nel migliore dei modi, e questo 4º posto alla fine ci sta un po' stretto, ma è stato un anno veramente complicato, tanti infortuni e non era semplice. Il livello di questo campionato si è alzato tantissimo, quindi possiamo solo che essere veramente contente. E ho visto una squadra che è cresciuta, e sono contenta che hanno trovato spazio tantissime giovani, vedi da Canal, Mac l'altra partita, Pillinghelli. Insomma, il nostro futuro sono loro, quindi più giovani riusciamo a far giocare e a far crescere, è più bello anche per noi, quindi sono contenta sicuramente per la crescita che c'è stata. Diciamo che fare il capitano in campo è più facile. L'anno scorso ero infortunata, quindi non è semplice stare vicino alla squadra. Quest'anno sicuramente giocando mi ha aiutato tanto, soprattutto nel mio ruolo, quindi mi auguro di essere stata all'altezza e di aver lasciato qualcosa a tutte le mie compagne.